Allora, diamo il buongiorno, buona mattinata a tutti gli amici che si affacciano in questa splendida live di mattina. Vi ricordo che siamo in diretta anche su YouTube, quindi un saluto sia alle persone che ci seguono su TikTok e un saluto speciale va per voi che ci seguite da YouTube. Quindi un abbraccio anche agli amici che ci seguono su YouTube. Allora, man mano, buongiorno Lili, buongiorno, ben entrato nella mia live, grazie. Dicevo, man mano parleremo un po' di tutto gli argomenti che verranno proposti in questa live. Allora, salutiamo anche l'amica Lori. Buongiorno Lori, buona mattinata, buon di tutto, soprattutto buon giovedì mattina. Questa è una live di tranquillità, una live porta fortuna, dico sempre, perché io porto fortuna un po' a tutti. Una live di positività. Quindi vi potete ricaricare attraverso il sottofondo musicale nonché la mia voce. Quindi le persone nuove, io dico sempre, voi nuovi che vi affacciate, se vi fa piacere far parte, farne parte di questa famiglia, e allora potete mettere il segui. Ok? Quindi mettete il segui così non vi perderete le mie prossime puntate di questa live. Un abbraccio va sempre per quelli che ci seguono da YouTube, per voi da YouTube, su YouTube. Un saluto speciale a tutti voi che mi seguite su YouTube, però non leggo i commenti su YouTube. I commenti li leggo solo su TikTok, va bene? Quindi voi su YouTube, se volete interagire con me in questa live, potete venire su TikTok, la TV, si chiama la TV web. Entrate e potete interagire con me. Voglio sempre ricordare che si tratta di una live promozionale, una live dove non si effettuano consulti di cartomanzia gratis, è una live solo per fare quattro chiacchiere in compagnia. Va bene? I consulti di cartomanzia altamente professionali io li faccio solo in privato, privatamente, riservatamente, dietro appuntamenti presi su WhatsApp. Pagando il consulto potete avere una mia consulenza speciale. Allora, questa mattina parliamo un po' di alcuni argomenti che riguardano il mondo esoterico, quindi iniziamo nel parlare del malocchio. Cos'è il malocchio? Da dove viene il malocchio?
e come va tolto, ok? Allora, rispondiamo prima a Francesca Ricci. Francesca, non sono un fenomeno da baraccone, non sono uno dei tanti che tu vedi su TikTok che fanno consulti gratis. I miei consulti si pagano dietro appuntamenti presi su WhatsApp, ok? Io, suppongo che i consulti gratis servono per un inizio di una truffa, quindi aprite gli occhi, tenete gli occhi ben aperti, fate attenzione perché le carte non è che si consultano per sfizio, mo chiama a questo per vedere che mi dice. La cartomanzia è una cosa molto seria, delicata e molto pericolosa perché fatto da persone sbagliate vi può rovinare la vita, vi può creare blocchi di fortuna. Quindi la cartomanzia va fatta da persone specializzate, ok? Quindi non è quella che voi pretendete, la cartomanzia non è quella che voi vedete su TikTok, quella è un'altra cosa, quella che vedete in giro è intrattenimento puro, intrattenimento per prendere follower, ok? Ma la vera cartomanzia è ben altro, la vera cartomanzia è tutt'altro. Quindi, perciò vi dico di fare attenzione. Buongiorno Salvatore, buona mattinata. Buona mattinata. Allora, oggi la cartomanzia è riconosciuta dallo Stato italiano, è un articolo di legge. Quindi la cartomanzia oggi è un lavoro come gli altri, ma fatto dai professionisti del settore. Non è che mettiamo le carte in mano a un ragazzo di 16-17 anni, ma che cacchio vi può dire un ragazzo di 15-16 anni? Solo perché gratis voi chiamate a queste persone e vi rovinate, perché la cartomanzia fatto da persone sbagliate è pericolosa. Voi non immaginate che guai che vi state mettendo, ma non lo dico io, andatevi a informare su YouTube, su Google, andatevi a informare cosa porta la cartomanzia fatta da persone sbagliate. Ok? Poi fate come cavolo volete voi, a me non è un mio problema. Io ho un mio pubblico, io ho un mio popolo. Buongiorno Carmela Scalisi. Allora, cos'è il malocchio? Noi stavamo parlando appunto per dare spiegazione da dove arriva il malocchio. Il malocchio di solito vi viene fatto da persone invidiose, persone cattive, persone malvagie che gli siete antipatici o in famiglia qualche cognata, qualche parente che non vi sopporta, vi butta una bestemmia e vi colpisce con una maledizione che noi chiamiamo malocchio. Quando una persona è colpita dal malocchio, gli comincia ad andare tutto storto, gli comincia ad andare tutto male, niente va come si deve. Quindi comincia ad andare tutto storto. Quali sono i sintomi del malocchio? I sintomi del malocchio di solito sono i seguenti: mal di testa, oppressione allo stomaco, come ti viene da rimettere non rimetti mai niente, gambe appesantite, di solito blocco di sesso e non riesci a dormire bene di notte. Questi sono i sintomi del malocchio. Come va tolto il malocchio? Il malocchio va tolto da persone specializzate del settore, cioè operatori esoterici, non cartomanti. Quelli lì devono fare le carte e basta, perché non possono capire come si toglie il malocchio, vi raccontano solo stronzate. Il cartomante si deve attenere a fare solo le carte. L'operatore esoterico, il ritualista, è tutta un'altra cosa, perché
è un prescelto, è una persona che è nato con quelle predisposizioni, ok? Quindi va tolto da persone specializzate. Questo è il malocchio e cosa vi può causare. Poi ci sta un altro fattore di negatività. Le negatività di solito avvengono anche da tutti quelli che dalla mattina alla sera circolano su TikTok in cerca di cartomanti. Quante consulte vi fate fare al giorno? Quello vi porta male, vi sta rovinando la fortuna, perché chi vi dice una cosa, chi ve ne dice un'altra, chiamate un'altra e vi dice un'altra stronzata, chiamate a quell'altro e vi dice ancora un'altra stronzata. Tutti vi dicono la stessa cosa per potervi rubare i soldi dalle tasche. Il vero consulto è tutta un'altra cosa, perché il vero consulto è quello che voi pagate l'operatore per una lettura di carte e l'operatore vi fa un consulto come si deve, perché state pagando un servizio, ok? Non è che lo state a prendere a quel servizio, state pagando un servizio. Prenderlo a quel servizio è quando cercate i consulti gratis, perché vi devono trovare qualcosa per fare i soldi. Se no, in tasca che ci entra a queste persone? Niente. Ciao Monica, buongiorno. Ben entrato nella mia live. Questa è la teoria della vera lettura di carte, della professionalità, sia ben chiaro. Ma siccome voi pensate che la cartomanzia sia un gioco come quello delle 3 carte che fanno alla stazione a Napoli, fuori alla stazione a Napoli, non è quello, non è quello, perché state a fare una confusione, vi state rovinando la vita, da sole vi state rovinando la vita. Ciao Pina, buongiorno. Vi state rovinando la vita. Quante di voi gli va tutto storto? Vi siete chieste perché vi va tutto male? Da quando vi va tutto male? Da quando avete cominciato a chiamare i cartomanti torno torno? Vi sta andando tutto male. Ditemi che non è così, voglio che lo scrivete e ditemi se non è così. Allora vi state rovinando la vita con le vostre mani, perché voi, come vedete, uno con le carte, ma quello è cartomante, non è cartomante, è uno che fino a ieri non capiva un cazzo della cartomanzia. Avete capito? Perché per fare un cartomante, per fare il cartomante, ciao Alessandro, bacini, per fare il cartomante bisogna fare un corso di cartomanzia, ci deve essere una scuola di base. O mi compro le carte su Amazon e mi metto a raccontare le stronzate alla gente. Questa è la mia teoria. Perciò dico, quando entrate nella mia live sappiate con chi state parlando. Ok? Tutto a posto, Alessandra? Stamattina alle 6 stavo già in montagna, sono sceso da poco, il tempo di farmi una doccia e dico va, stamattina mi faccio una bella live, stamattina mi appiccico con pochi cristiani. Sì, sì, ci sono anche oggi alle 3, come no? Io ci sarò sempre.
Carissimo maestro Alex, buongiorno, è sempre un piacere leggerti nel mio rullo. Vedete, voglio dire una cosa importante a voi che state in live con me, la professionalità dove sta? Per chi non conosce il maestro Alex, è un carissimo collega, un professionista serio del settore da tantissimi anni. Vedete, ogni tanto entra per salutarmi e io ne sono onorato leggere un suo commento. Questo vuol dire essere professionisti, vuol dire comportarsi da professionisti. È chiaro o non è chiaro il concetto? Non come questi quattro ladrungoli che si sparla male di uno, tutti i cartomanti parlano male del Santone di Avella, tutti perché non c'è. Allora io dico, fate prima a cambiare lavoro, andate a zappare, dovete andare a zappare perché non è per voi fare i cartomanti. Cartomante è una cosa, operatore esoterico è un'altra cosa. Solo quei pochi prescelti nati con un dono possono fare gli operatori esoterici, non tutti i cartari. Che ieri avete comprato le carte su Amazon e cominciate a dire facci di donna d'amore, legame, ma che fate? Ma che fate? Andate a zappare. Ai ai ai. Allora, fa caldo a te, qui sta iniziando il live. Fa caldo sì. Allora, Maria Lattarico, buongiorno anche a te Maria. Allora, grazie Alex. Sei sempre un signore, ti aspetto nelle mie live, è sempre piacevole. Ti ringrazio maestro Alex, sempre un piacere. La mia grandissima stima per la tua persona. Allora, ripeto ancora che le mie live, nulla togliere a nessuno, le mie live sono portate avanti in un certo modo, come io vi dico sempre. Chi vuole un mio consulto, chi vuole consultarsi con me, o meglio, chi pensa di scegliere la mia persona come un consulto di cartomanzia, va prenotato in privato tramite WhatsApp, mettersi in coda perché non è che potete avere un consulto subito, ci saranno un giorno o 2 giorni d'attesa ed i miei consulti si pagano, quindi si pagano nel privato, si pagano. Se no, amici miei, fatevi il giretto perché a quest'ora, credetemi, ci sono tanti cartomanti che vi aspettano per farvelo gratis, ok? Ve lo fanno gratis, non è un problema. Quindi state tranquilli, se non sono io il tipo per voi, cercatevi lo scemo di turno che vi spassa. Ok? Tutto qua. Detto questo, andiamo avanti con spiegazioni in merito. Abbiamo parlato del malocchio, adesso andiamo a parlare di cos'è la magia, perché qua si sta un po' confondendo la magia nera, la magia rossa, la magia bianca, la magia marocchina. Allora, la magia non ha colori. La magia è semplicemente le energie dell'operatore. Se quell'operatore nasce con quella predisposizione, con quelle energie, li va a mettere a disposizione della persona che gli chiede per un ritorno, per un legamento, per far venire un mal di testa a una persona. Allora, va a dirigere quelle energie come gli vengono chieste. Il colore nero, bianco, rosso è per dare una definizione di quello da fare, perché la magia nera è quella lì di trasferire le proprie energie per fare del male a una persona. Chi la fa così, però, attenzione.
Allora, vediamo un po', la viene allegato, sì, tu sei un cartomante fallito che purtroppo ti sta dando fastidio il mio discorso, già si sa. Quindi mi devi sopportare, ok? E sopporto, non ti preoccupare. Se ti serve lavoro, chiamami e io sinceramente ti do un po' di... C'ho un giardino da pulire, la zappa ce l'ho tranquillamente. Ecco qua, mettiamo a posto, abbiamo bloccato a questo tipetto. Questi sono tutti cartomanti che mandano i loro seguaci a dare fastidio, perché la mia presenza infastidisce ai tanti. Quindi dicevo, la magia non ha colori, i colori servono per dare una definizione. La magia nera è per fare del male, la magia rossa è per l'amore, la magia verde è per rituali di fortuna, cioè è il colore va a definire quello che li si può utilizzare. Penso che mi avete capito il concetto. Che vogliono da me? Mi vedono troppo professionale, mi vedono troppo grosso, quindi si intimidiscono e vanno in incandescenza. Non si vogliono far capaci che si devono parcheggiare questi quattro cartari. Loro più entrano per infastidirmi e io più li faccio una carica. Uno. E questo è il discorso. Sinceramente io mi preoccupo quando non entra nessuno che si occupa di me. Quando non entra nessuno mi preoccupo dico, ma com'è? Non sono nessuno. Nel momento che entrano per infastidire nella mia live, vuol dire che sono al centro dell'attenzione, vuol dire che sto dando qualcosa di bello o di brutto a quelli che gli fa rabbia e io godo. Teresa, grazie del cuoricino. Brunella, buongiorno. 1,58. Alessandra, botta, botta piccola c'è il buon vino, però va acida prima, te lo dico. C'è il buon vino, però subito va acida. Ragazze, tap 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 e condivisioni, grazie per quelli che stanno a mettere il segui. Io 1,78, sono un bel po' alto. Tu sei 1,58. 1,58 Alessandro, però mettendoci una zeppa sotto, recupera 3-4 centimetri. No, io 1,78.
Allora salutiamo sempre gli amici che ci seguono da YouTube, ok? Al mio canale YouTube, il Santone di Avella. Quando volete vedere un po' di video del mio passato, del mio presente e del mio futuro, andate sul mio canale YouTube che si chiama il Santone di Avella ed potete tranquillamente vedere tutti i miei video, ne saranno quasi 1800 video, quindi da 45 anni a oggi trovate lì il mio cammino di vita, quindi andate a visitare il mio canale YouTube Il Santone di Avella e andate a rivisionare, andate a visionare un po' tutti i miei video. Sì, sì, 2 centimetri, cioè ci mette la zeppa sotto. No, oggi devo mangiare leggero. Oggi riso. Un po' di riso in bianco probabilmente, e va bene così. Stamattina ho fatto una ricca colazione in montagna, nella natura. Pensi cosa ho fatto colazione in montagna? Allora, fichi selvatici, ne ho mangiato 4-5, 4-5 fichi d'India e un po' d'uva sempre selvatici, parliamo selvatico, nella montagna. Ho raccolto e mangiato, raccoglievo e mangiavo, raccoglievo e mangiavo. Quindi più fresco di questo, più splendido di questo, non potevo fare di meglio. E parliamo che erano le ore 7:30, le ore 7 stamattina quando ho fatto colazione. Allora, Lili e Kate, ottima colazione. Chitta è morta. Buongiorno. Buongiorno. Brunello dice 1979 mi gioco, la tua esperienza mi porta fortuna. Amen, te lo auguro con tutto il cuore. Katia, buongiorno. E no, leggevo Kit è morto. Perché ci sta qualche link in giro che sta, è proprio così, si fa chiamare Kit è morto. Allora, grazie dei segui, 5 persone nuove fanno parte della nostra famiglia, si sono aggiunti alla nostra famiglia.
Non dimenticate, perché qua siamo provvisori, qua su questo account che si chiama la TV Web, perché c'ho l'altro profilo, quello ufficiale, che è bloccato fino al giorno 24. Giorno 25 possiamo fare le live. Quello sull'ufficiale si chiama il Maestro Cleo, ok? L'altro profilo mio si chiama il Maestro Cleo. Pizza pasta, buongiorno. E Katia, mi puoi aiutare? Bisogna che tu fissi un appuntamento tramite WhatsApp, paghi il consulto e poi puoi parlare con me di tutto quello che vuoi. Buongiorno Luigi Amato. Sì, Brunella, bloccano sempre perché il Santone di Avella è il Santone di Avella e purtroppo dà fastidio. Il Santone di Avella dà fastidio, probabilmente, se no non ci fossero motivi di segnalarmi oppure di farmi bloccare, non ci fossero motivi. Però sono fiero perché sto sulla bocca di tutti. Questo mi fa onore, credetemi, perché sentir parlare di me in tutte le live dei cartomanti, questo per me mi fa onore, perché vuol dire che sono un personaggio pubblico. Parlare di me, di bene o di male, è importante, perché comunque stanno facendo il mio nome e quindi il mio nome entra nelle orecchie di tante persone. Che poi la gente non è stupida, la gente si fa un po' di conti, comincia a dire: ma perché questo sta parlando male del Santoni? Perché io sono conosciuto, colui che parla male di me non è conosciuto. Marta, una bottiglia d'acqua. Quindi che succede? Che la gente si comincia a fare un pochettino di calcoli, dice: ma perché? Ma questo chi è? Parla male del Santoni di Avella. Ma come, il Santoni di Avella è così nominato? E quindi che fanno? Mi fanno pubblicità, perché chi magari non si ricorda di me viene subito nel mio profilo a vedere perché parlano male. Ma questo gli imbecilli non lo capiscono. L'imbecille che parla male di me non lo capisce e quindi lo tengo lì a lavorare per me, a parlare di me. È pubblicità. Vedete questa, dove arriva l'imbecillità? Dove arriva l'imbecillità? Allora, Maria Lattanico ti conosco dai tempi di Napoli International, anni 90 in poi. Vedete, mi scrivono in privato, ma vedete dove arriva la stupidità? Buongiorno, su WhatsApp mi scrive. Buongiorno, seguo le vostre live su TikTok, posso farle una domanda? Io sono nata del 27, il mio ragazzo è nato... Ma voi pensate proprio che io sarei lo scemo di turno? Ma perché non andate a fare le zoccole da qualche altra parte? Poi dite che io vi offendo? Sì che vi devo offendere, perché voi di cultura siete zero. Non vi permettete più di scrivere su WhatsApp per consulti in privato. Si paga. Mi dovete pagare per i consulti. Se no andate a fanculo da qualche altra parte.
io non mi faccio capace, volete fare il zoccolo e poi io essa favo consulta a voi gratis, voi ve ne vedete bene e io mi devo appizzare le penne. Fuori dalla live, via, fuori, andate a cercarvi il cartomante che vi truffa, forza, fuori. Ma con che gentaglio ho a che fare, mamma mia? Con che gentaglio ho a che fare io? Poi si lamentano che mi hanno truffato, un cartomante mi ha truffato, ha fatto bene, vi devono rovinare perché siete una banda di imbecilli. Prima di scrivere, prima di entrare, prima di parlare, leggete qui lo scrollo, vedete cosa c'è scritto, leggete, banda di imbecille, leggete cosa c'è scritto, perché voi state rovinati. Voi il pisello ce l'avete qua, ce l'avete qua. Mi scrivi in privato su WhatsApp, io poi ti dovrei fare un consulto gratis su WhatsApp e a me in tasca che cosa mi entra? A me in tasca cosa mi entra? La mente umana è un disastro. La mente umana ormai sta proprio consumata, state proprio appicciati, state proprio inguaiati, rovinati. Qua non si ragiona più con la testa, si ragiona con la ciaccarella. Perciò state inguaiati, ragionate con la ciaccarella. Io non so quante volte devo spiegare il consulto gratis a cosa comporta. Lo spiego in ogni mia live, lo spiego sempre. Probabilmente da qua vi entra e di qua vi esce. Fate bene. Ai ai ai. Ecco perché hanno creato l'intelligenza artificiale, perché la mente umana è un disastro. Probabilmente della nostra intelligenza non hanno più che farne, perché siamo diventati zero, zero, zero. Ecco perché hanno creato l'intelligenza artificiale. L'alta tecnologia ha rovinato l'essere umano, perché di cultura non c'è più niente, perché non c'è più dialogo, esiste solo questo dalla mattina alla sera, si ragiona con un telefonino, con un PC, quindi tra umani non c'è più dialogo, tra umani non c'è più dialogo, nemmeno nelle coppie c'è più dialogo, c'è solo fatto mi tari, mi, oh tu, e basta, non c'è nemmeno lì più il dialogo, non c'è nemmeno lì più il dialogo, stiamo inguaiati, rovinati, convincetevi, stiamo proprio inguaiati, nemmeno quando si fa sesso, quando si fa amore c'è un dialogo, niente, arapa ne cosci, in tu, ma chi state facendo? Scusatemi la volgarità, ma è cosa c'è di cervello per farvelo capire, perché se io dico le cose come l'ha creata la natura, forse ci capiamo meglio, se no alcuni di voi fate finta di non capire.
Lili, ma io dico solo verità perché io sono un uomo vissuto del passato e del presente e quindi faccio la differenza tra il passato e il presente, tra il mio passato, di quello che io ho vissuto nella vita, di quello che io non sono stato un santo nella vita, ho vissuto, ho tantissime esperienze, ma era un'altra epoca, un altro mondo. Oggi è tutto diverso, oggi è solo un mondo di materialisti, materialisti. Oggi siamo in un mondo di pazzi, in un mondo dove si prendono la pillola blu per fare bella figura, per fare bella figura si prendono la pillola blu. Noi di una volta non esisteva nemmeno la pinnoletta blu, eravamo tutto pepe e si dialogava anche in un rapporto. Oggi fanno la collezione, gli uomini fanno la collezione di donne, le donne fanno la collezione degli uomini, non sentono più niente. Dove è finita quella sensazione di amare, quella sensazione di averti nel cuore, nell'anima, nella mente? Dove è finita quella sensazione? Oggi esiste solo la ciaccarella e il pisello, basta, ma che esiste più? Allora, Brunella dice, io mi ricordo l'88, feci prima domanda in TV con lei, è stato bravo, la conosco per la sua bravura. Grazie Brunella, ti ringrazio della tua testimonianza. Sì, Lilli, c'è un vuoto dentro, si fanno le cose tanto per farle e dopo che l'hai fatto per la prima, la seconda e la terza volta vuoi altre sensazioni, avanti un altro. E ditemi se questa è vita, ditemi se questo è amore e se questi sono sentimenti. State inguaiati. Ringraziamo le 10 persone che hanno messo il segui e fanno parte della nostra famiglia. Benvenuto in famiglia, il salotto del maestro Cleo, dove si parla di tutto di più, si parla del mondo esoterico e si fissano appuntamenti in privato per avere una consulenza con il sottoscritto. Io non ci posso pensare, non ci posso credere. Quelli scrivono su WhatsApp, scrivono la data di nascita, mi puoi fare una consulenza. Ma tutto a posto, dico tutto a posto, mentalmente il vostro cervelluzzo ogni tanto fate un controllo per vedere se state a posto. Ogni tanto vi fate controllare da un medico per vedere se tutto funziona.
Allora, gentilmente fate tap tap, condividete questa live con i vostri amici. Grazie della collaborazione. Vi pesa così tanto fare tap tap? Buongiorno Salazar, buona mattinata, buon giovedì a te. Anna, buongiorno, buon giovedì a te. Allora, beviamo un po' d'acqua. Ragazzi, ma quanti litri d'acqua bevete al giorno voi? Me lo dite? Io sto più o meno 3 litri al giorno, eh. Willa, Vinico, buongiorno, maestro e femmina non erano sorde, sono ricchi. E ci sono quelle che pagano addirittura gli uomini, che ne sai tu, Vinico? Che ne sai della vita? Che ne sai di un campo di grano? Che ne sai? Fidati, tengo 66 anni, fidati, ho molte esperienze nella vita, ma fa a me, ci vo che ci vo. Ci vo che ci vo. E conosci e conosco, meglio e me non le conosce nessuno. Pensi un attimo alle truffe sentimentali, no? Non so se hai sentito parlare di truffe sentimentali. Sarebbero gli stessi stranieri che adesso stanno facendo le truffe con la cartomanzia. Fino a poco fa, e lo fanno ancora, fanno le truffe sentimentali. Sai cos'è la truffa sentimentale? Che uno straniero come si chiama, la Nigeria, quelle zone lì, si mettono sui social, rubano la foto di qualcuno, di qualche attore, come fanno loro, e fanno innamorare una persona. Dopo che l'hanno fatto innamorare buona, gli cominciano a cercare un prestito, dei soldi, e ci sono persone che si sono impoverite. Hanno pagato, chi ha pagato 100.000 euro, quell'altro che si è suicidato, se l'avete sentito, quello lì che si era innamorato di quella grandissima cantante là. Cioè, tu dici sono ricchi, cacciano i soldi, malamente cacciano i soldi, per amore cacciano i soldi.
Gigi la trottola, siamo nel 2000, chiamano ancora questi, sì, Gigi, sì, come no, Gigi, sì, come no, ti serve qualcosa in mano a te, Gigi, Gigi, Gigini, va per sotto muri, ah, ciao ciao, oh, guarda dei fatti tu perché sento odor di corna, te lo dico gratis, senza farti il consulto, faccio sparare i soldi. Capito? Guarda, hai fatto tu, io sento odor di corna, credimi, poi un giorno mi darai ragione, capito Gigi? E Gigi è partito, è volato Giginello, quando se ne accorge di corna, dice il maestro aveva ragione, mo dicette paziano, paziano, però maldicette. Ai ai ai. Comunque c'è un'ignoranza in giro che fa paura, ragazzi, c'è un'ignoranza, esiste un'ignoranza, a parte che TikTok ha finito di rovinare la gente. Su TikTok trovi tutto di più, trovo c'è, o mezzo c'è, o c'è in there. Allora, nel momento, voi dovete capire una cosa, nel momento che viene a mancare il rispetto, la dignità e il rispetto tra umani, che oggi manca, siamo alla fine del mondo, perché un umano che ammazza un altro umano, un suo simile, un umano che entra in una live per infastidire un altro umano, cioè tra di noi, il diavolo, Satana, ci sta a mettere contro uno con gli altri. Questa è opera di Satana, questa è opera del demonio. È chiaro no? Perché se non fosse così, io perché dovrei entrare in una live per infastidire? Ma qual è il motivo? Oppure, oppure perché io essere umano devo togliere la vita a un altro essere umano, a un mio simile? Questa è opera di Satana. Malessere, buongiorno, buona mattinata, buon giovedì. Avete capito? E quindi quando viene a mancare il rispetto nell'umanità, vedete, vedete gli animali, parliamo dei cani? I cani sono umani, bestie siamo noi, perché il cane è un essere
che non ti tradisce mai, ti ama fino alla morte, lo puoi prendere pure a bastonate, ti amerà fino alla morte. L'essere umano è un bastardo. L'essere umano, se ci fai del bene, ti vuole bene perché per un suo tornaconto. Come non ti può più togliere niente, si allontana, non lo vedi più. E a me è capitato ultimamente, è capitato ultimamente che mi è capitato 2 volte con 2 persone differenti. Erano amici miei perché gli serviva a qualcosa, avete capito? Gli servivo a qualcosa. Come non vi possono più premere come un limone, si allontanano. Provate a lasciare un cane da solo e poi andatevi con la macchina, vedete se non vi corre dietro, non vi abbandona mai. Perciò noi siamo bestie, gli umani sono i cani. Avete capito? Quindi voi esseri di poco valore, siete meno dello zero. Per me siete meno dello zero. E TikTok ha influito molto per creare bullismo, perché TikTok è una piattaforma di bullismo. È una piattaforma, se fosse una piattaforma seria, quando vede che uno infastidisce in una live, dovrebbe bloccarlo definitivamente. Invece gli piace pure a TikTok, perché TikTok ci guadagna con pubblicità, ci guadagna, c'è un suo guadagno sulle visualizzazioni, quindi a TikTok gli fanno comodo i video delle donne con il culo fuori, perché prendono molte visualizzazioni, è lì che guadagna TikTok. Le live serie TikTok non gli fa comodo, perché le live serie non le guarda nessuno. Ecco perché hanno creato l'intelligenza artificiale, per creare una nuova generazione di robot simili agli umani, dove non chiede il mensì, lavora in H24 e non dà fastidio. Questa è la nuova popolazione del futuro. Ecco perché l'essere umano lo devono diminuire con tante di quelle cazzate che creano.
E questa persona insiste ancora nel dire per favore mi dia una risposta, ma gli diamo una bella risposta. Buongiorno, salve. Allora, lei pensa che io sto qui ad aspettare a lei con le sue fantasie per un consulto gratuito, giusto? Allora, le do spiegazioni in merito, i miei consulti si pagano, non sto qui a aspettare a lei o persone come lei a essere spassate, ok? I miei consulti si pagano, tutto qua. Intanto le auguro una buona giornata e tante cose belle. E mi sono comportato educato però, eh? Mi sono comportato educato, se no... Daniela, io non fumo più da parecchi anni, quindi non ho bisogno di donazione. La mia live non è gratis, le mie live, i consulti si pagano in privato riservatamente, dietro appuntamenti presi tramite WhatsApp. Quindi se cerchi consulti gratis devi girare, perché questo ci sono tanti bravi cartomanti che ve li fanno gratis i consulti. Io che sono un professionista e non sono un fenomeno da baraccone, i miei consulti vanno pagati. Tutto qua. Ciao Fabris, salutammo Sandona. Tutto bene Fabris? Borgi, buongiorno, buon giovedì mattina a te. No, ma non esiste proprio, le mie energie non le spreco gratis, carissima Daniela. Una domanda, 10 domande, si paga sempre parlare con me, perché io non sono gli altri, io sono il Sandoni di Arella, non so se ti è chiaro il concetto. Ammutammo e cuoncio, sepa sepa, raggiungiamo l'obiettivo. Ciao Lili, ci sentiamo oggi, buona mattinata a te.
Uela, Mario, buongiorno, buona mattinata. Siamo in ferie, Mario? Ma non da via proprio in ferie. Marco Petrosino, buongiorno. A settembre dei pigli, ci vuole poco, no? Ci vogliono 2 ferie. Carissimo, buongiorno. No, capisco benissimo che... Oh, No, niente, le solite cose, le mie live. Sì, sì, mo sto in live, figurati, però non stai in privato a parlare con me. No, no, le solite mie live, sai, senza fare consulti. No, io metto a posto i blocca per sapere, penso proprio. Solite live ci avrà senza consulti gratis. T'ha fatto dei ferie. Ah, ah, sì, tu stai, sì, sì, a Troverso. Eh, ah. Sì, che non importa, noi siamo bravi e bene. No, io ci fatto i soldi vacanze mie, va, che venga. Come al solito. No, no, non esiste proprio, va, che venga, che in giro, capito? Guarda, una cosa c'è, perché che succede? Sì, ogni tanto chi là che la capa, o figlio pure. Sì, 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 è morte. Infatti, a chi lo stava male, 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 male. E meglio così perché stava a soffrire la ragazza. No, guarda che brutto, 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 brutto. Oh, Giovanna, ti auguro una bella giornata, saluto la tua signora, ok? E abbraccio, ciao, ciao, ciao. Come no? Ciao, ciao, ciao. E vabbè, abbiamo risposto a una telefonata di un caro amico ed eccoci qua. Allora, va, Vamiche, buongiorno Vamiche. Allora, stiamo ancora un po' insieme, poi ci salutiamo e ci vediamo oggi alle ore 15. Allora. Oggi pure fa caldo, eh? Mamma mia, Mario, e tu come fai vicino al forno? Mamma ro Carmena, come fai vicino al forno? È l'inferno sta accanto, coppa a terra. Allora, Marco Petrosini, che ne pensi dei tuoi colleghi che insultano sempre? Che ne penso? Io non li penso proprio, Marco. Gli manca la terra da sotto i piedi, capito? Perché il Santone di Avella è un personaggio, quindi si sentono deperiti ed è giusto che parlano di me. È sempre pubblicità.
Poi in fondo di chi si parla sempre? Dei personaggi, mica si parla di scema. Ma io non c'ho nessuno ancora, guarda, non li penso proprio, credimi. Ciao Alice, buongiorno. Grazie, grazie di cuore. Ringrazio a 13 persone che hanno messo il segui e fanno parte della nostra famiglia. Della famiglia del salotto del maestro Cleo. Benvenuti. C'è uno che dice che è entrato su TikTok per eliminarvi tutti. Dipende che sapeva, può darsi pure che la mattina si prende un bello stocco 84 oppure si beve vino a prima mattina, poi dipende uno come si sveglia. Ho capito di chi stai parlando, credimi. Seguilo, continua a seguirlo e vedi che ne esce fuori. È uno che a lunga andata non sa correre, corre a tratte, capito? Ha sempre fatto questo, pure quando stavamo in televisione, è stato sempre scemo. No, ma io non ho più amici, io non ho nessuno. Ho fatto fin troppo del bene a queste persone. Credimi, Marco. Se mi conosci, se non mi conosci, chiedi un po' in giro chi è il Sandoni di Avella, ma puoi chiedere anche al tuo paese, perché io sono conosciuto in tutti i paesi d'Italia. Raghe, non faccio consulti gratis, i miei consulti si pagano, non sono un fenomeno da baraccone. Ciao Rosa Galla, buongiorno, buona mattinata. E no, 50 no, ma sono 45 anni, Flavio. 40, 1979. Ho iniziato il 1979. Tuo padre è un mio amico. Di dove sei? Fammi capire chi è papà. Come no? C'ho tanti amici. Di dove sei tu, Flavio? Fammi capire chi è papà. Ah, sei di Maddaloni. Papà chi è? Come si chiama tuo papà? A Maddaloni ho tanti amici, mamma mia. Uè miseria, Luigi Poete, salutamelo, ma non lo sento da un po', eh. Come no, me lo ricordo vagamente, ma mo mi sembra che sta fuori papà, o sta, non sta, abita più a Maddaloni, vero? L'ultima volta che ci siamo sentiti me l'ha detto, mi sembra. Ciao Adele, buongiorno, buona mattinata. Ah, è tornato da Torino, mo ti è venuto a trovare praticamente. Saluta a me a questo squinternato. Mamma mia, da quanti anni non ci vediamo, io e papà. Raga, queste sono soddisfazioni. Cari cartari, cari cartomante, ma chi conoscete voi? A me la gente mi vuole bene, mi ama. Queste sono soddisfazioni, vedete? Vedete quando uno semina del buono, se no nessuno mi avrebbe, si avrebbe ricordato di me. Dice, ma sto Mariolo che va facendo? Sta ancora capo a capo? Invece no, la gente si ricorda ancora di me. Grazie Adele. La gente di me si ricorda ancora perché ho fatto solo del bene a tutti. A tutti.
Perciò, cari cartari, mettete la lingua in culo e state zitto, parcheggiate, parcheggiate, dopo di me il buio. Dovete stare sempre dietro di me a guardarmi il culo. Adele, l'hai sistemato quello lì per la casa? Gli hai messo la catenina che ti ho mandato pure? Quello lì è il mio preferito, lo sai? Quello che tra i tanti mi piace molto a me graficamente. È favoloso, c'ha un significato, se l'hai visto, c'ha un significato molto importante quel disegno di libertà. Quelli in giro non li vede in giro, eh. Questi vengono paesi lontani, lontani. Sono orientale, vengono dalla Cina, Cina perché l'ho mandato a prendere in Cina, attenzione, a me mi arrivano da lì, perché qua non si trovano, non ce l'ha nessuno, ci sono vari disegni. Controlla però, Adele, vedi quello lì in casa che ti ho mandato il grosso, vedi che se ci sta ancora la pellicola di plastica sopra, gliela togli, capisci? Mi sa che ci sta ancora la pellicola. Non si vede, ma mi sembra che ci sta. L'ha tolta, ma non mi ricordo se te l'ho tolta oppure no. Controlla. Ah, ok, c'è il lucido, è lucida praticamente, quindi quando è luccica che vuol dire che è stata tolta. Allora voglio ringraziare le 15 persone che hanno messo il segui e che da questo momento fanno parte del salotto del maestro Leo. Ben entrato in famiglia. Gio Iannotta, sei bello. Grazie.
ringrazio carissimo Gio, gentilissimo. Allora, Cuzzo, buongiorno Cuzzo, buona mattinata anche a te. Ah, è arrivato la scritta apposta. Anzi, è già arrivato, già non mi sa niente. Va buono. Allora, Uè, pupate, buongiorno, nubacia a zeccusa ziccusa. Allora, fammi vedere qua, devo bloccare un po' di qualcuno. Ja, mamma, chi strindoce, sì. Via, bloccato, vieni avremo, questi cartomanti di quattro soldi vengono a intricarsi nella mia live. Vengono tutti a guardare le mie live, ma almeno imparassero qualcosa da me. Beh, almeno imparassero qualcosa da me.
guarda che è tutto a posto. Fa caldo caldo. Si vede che sta senza bombardato in testa. Quando gli manca il bombardamento in testa, il cervello si affloscia e quindi non sta bene perché lui è abituato a stare sempre a chi va là, sempre con il cervello acceso. Nella normalità non va bene, non si trova più. E tu lo devi prendere nella normalità a fargli capire le sue stronzate. Perché se glielo dici e lo chiami all'attenzione nel momento che sta all'ovio col cervello appicciato, non capirà mai. Lo devi prendere proprio in questi periodi col cervello spento. Con calma lo puoi mettere a figura di merda. Con calma, con dolcezza e con intelligenza. E la miseria, devo ringraziare 18 persone che hanno messo il segui, quindi 18 nuove persone fanno parte del salotto del maestro Cleo e della nostra famiglia qui su TikTok. Grazie a tutti voi che state a mettere il segui, grazie di cuore, veramente non me l'aspettavo. Brave, 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 state cominciando a capire qualcosa, state cominciando a fare la differenza. Sasà di Napoli no, non faccio consulti gratuiti, Sasà, i miei consulti vanno pagati dietro appuntamenti presi su WhatsApp. La mia live è scopo amichevole, scopo promozionale, tutto qua. Mi sono un po' escluso dalla melma che ci sta su TikTok, capito? Perché ci sono tanti di quei cartari, tanti di cartomanti che mi vergogno di farne parte. Ecco perché me ne sono uscito da tutta questa melma e il mio lavoro lo faccio dietro appuntamenti, quindi bisogna fissare un appuntamento
e il tempo di un giorno o 2 giorni avrai un consulto da me. Tutto qua. Io lavoro così professionalmente, perché sinceramente mi vergogno, sembrano un fenomeno da baraccone, sempre quelli che fanno dimostrazione di pendole, dimostrazione di tanto rispetto per chi fa dimostrazione, per carità, è un lavoro pure quello, però non mi sento di essere uno dei tanti, assolutamente. Giorno 25 riprenderemo le live sull'altro mio account. Allora, fino alle 11 in mia compagnia, poi ci vediamo oggi pomeriggio alle ore 15. Allora, cari amiche, io vi ricordo che dopo andrò a pubblicare un video sull'altro mio profilo, il Maestro Cleo. Questo è un altro scema, lasciate perdere queste stupidità. Ma come si fa a essere così scemi e ignoranti? Come si fa? Ma sto qui, non vi sto a cercare niente a nessuno, non vi chiedo soldi, non vi sto proponendo niente, sto qui per fatti miei, a parlare. Mucchi, morti, chi per morta, fuori quelli che vanno a morire, morta e buona sottoterra, scusatemi lo sfogo, quando ci vo, mucchi, morti, chi per morta, sto per fatti miei, non disturba nessuno, ma qual è il motivo che entrate per dare fastidio? Mucchi, morti, chi per morta, qual è il motivo? Tutto qua, sto qua per farvi una chiavica, va bene? Mucchi, morti, chi per morta.
Va bene così, mi volete così e io sono così. Tutto qua. Nessuno vi caga, nessuno vi dice niente, io non ho capito per quale motivo, boh, non ho capito il motivo, vi do fastidio. Il Santoni di Avella vi dà fastidio. Fate una cosa, tutti i cartomanti, fate un po' per ciascuno, fate una colletta, datemi un mensile e io tolgo tutto di mezzo, non faccio più il cartomante, mi tolgo da TikTok, mi dovete dare un mensile però, così vi lascio campo libero per truffare a tutte le persone che volete, ma finché ci sto io vi faccio sempre una chiavica, apro sempre gli occhi e la mente alle persone. Più entrate a infastidirmi e più vi faccio una chiavica, ok? E più dico sempre fate attenzione ai truffatori, fate attenzione a chi vi fa il consulto gratis e poi vi fa chiamare in privato per una stronzata. È lì che scatta la truffa, è lì che vi chiedono i soldi, 2-3 mila euro per togliere una fattura, per un ritorno d'amore, legamento d'amore. Fate attenzione, fate attenzione. Più mandate i vostri seguaci a infastidirmi e più vi faccio una chiavica. Fate attenzione alle truffe. I consulti gratis servono per truffarvi. Ecco qua, va bene così? Perfetto. Voi pensate che io sono tanto bravo, ma non sono fesso, quindi si faccia fare una chiavica. Io vi faccio una chiavica, mo che morte chi è morta, nata volta. Se poi avete le palle, il mio numero di telefono sta qua, chiamatemi. Così vi 4 chi è morto pure per telefono, non ci sono problemi. Io non mangio con TikTok, io non mangio con la cartomanzia. Io il mio lavoro ce l'ho, faccio l'imprenditore di caffè. L'avete capito? Mo che morte chi è morto un'altra volta. Ecco qua. Voi pensavate che io sono tanto bravo, ma non sono fesso. Con me ci vuole il rispetto. Il rispetto. Se non avete rispetto per me, io canto sempre 4 morti chi è morta fuori chi le vanno a morire ancora. Perché non avete dignità, siete persone di terra, siete persone che le vostre mamme vi hanno dato maleducazione. Avete capito? Mo che morte chi è morta un'altra volta. E io gli dico 4 chi è morto, carissimo Parido, ci dico sempre mo che morte chi è morta. Gianfranco, ben entrato in live. No, ma come non sa rispondere, Gianfranco, sti 4 marioncilli, come non ci spuntano. Questi 4 ladruncoli con me non ce la spuntano. Sti 4 marioncilli che fanno i belli, che la faccia bella. Amore mio, tesoro, sa si c'è pumaro, con me andate malamente, con me non andate bene, con me vanno bene chi mi rispetta, chi non mi rispetta, a me va male, perché io sono un operatore esoterico, io saccio fare fattura, voi non lo sapete, e con me ci andate proprio male. Ma anche voi cartomante, perché voi di esoterismo non capite un cazzo, voi siete appena sapete leggere le carte, perché avete imparato un po' e fate credere alle persone una cosa per un'altra, fate credere alle persone che voi siete bravi a fare questo, quello, non sapete fare un cazzo. Quindi anche voi cartomanti, con me, fate attenzione. Perciò lasciatemi in pace
e campate voi e campo io. Se no vi dico sempre mocchi morti chi è morto, a fare tutti i morti che vanno morti. Ok? Non tengo a che fare proprio niente con nessuno. Io ho le palle, il Santoro di Avella ha le palle. Avete capito? Mo, va a cuttare e via, via. Si tritasce qualcosa, non ci sta nessun problema. Io ho le spalle larghe. Mocchi morti chi per morto un'altra volta. Ok? Tutto qua. Così imparate una volta e per tutte. Perché io tutta la somma siete quattro marioncelli. Quattro marioncelli che usate i trucchi per ingannare la gente. Chi sa che te spettatori per fare che tengono 2000 spettatori, chi che ha bocca bella dice che fa qua, fa là, bla 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 bla. Ma chi state facendo? Lo volete fare, nessuno vi dice niente, ma state zitti, mettete per cazzo di vostre. Siete quattro marioncelli, quattro truffatori che state rovinando la povera gente. I poveri stupidi che stanno su TikTok li state rovinando. Con i vostri trucchetti. Chi compra gli spettatori per fare che è grosso. Chi invece con il saper parlare arravoglia le persone, tiene la fattura, tiene queste, tiene quelle, la povera gente. E minacciano pure a sta povera gente. Poi entrate nella mia live e venite pure a infastidire. È chiaro che vi dico tanti chi è morto che voi non immaginate nemmeno. Vi regni chi è morto. Seguire il Santoro di Avella qui presente non è un obbligo. Buongiorno Valentina. Seguire il Santoro di Avella qui presente non è un obbligo, perché io sono già un personaggio pubblico, io sono Cruz. Quindi mi seguite o non mi seguite, a me non mi passa manco po' cazzo. Seguire il Santoro di Avella a me non me ne frega un tubo, perché io so chi sono, quindi mi seguite, non mi seguite, non è un mio problema. Io non vivo di questo pane. Dice, perché ci stai? Per il mio popolo che mi segue da 45 anni, il mio pubblico televisivo da 45 anni, sto per loro. Quindi voi cartomanti che sentite il mio peso sulle vostre spalle, fate una colletta. Datemi un bel mensì e io mi tolgo da TikTok e vi faccio truffare a tutto a chi volete voi. Fate una colletta, datemi 2000 euro al mese, io me levo a cancoppo, un tengo da che è chiaro o no? Cari cartari, cari ladri, cari truffatori. Cristiano è nato un cartomante, avete capito? È nato uno che viene mandato di cartomante, vedete, si lo buffone. Però pupate, fammici dice prima mocchi morte chi è morto e poi è bloccato, capito? Così chi sa mocca pure chi è morto. Hai visto come gli dà fastidio la verità? Dà fastidio, va già a schiattare in corpo. Hai da schiattare come schiattano i pumarò. Vi devo schiattare in corpo. Voi mi date fastidio e io non vi preoccupate, apro gli occhi alle persone. Vi faccio a zappana di 4 giorni. O vi imparate un poco uomini, vi imparate un po' uomini
e non entrate a infastidirmi. Oppure, allora, qualsiasi cartomante sento dice che gli altri buffano e lui no. Curiosa sta cosa. No, io non dico niente. Carissimo Arturo, quando vuoi sapere chi sono io, vai su YouTube, scrivi il Santone di Avella e vedi chi gli ha sciafo. Poi però vai a mettere anche il nome del cartomante che dici tu su YouTube e vedi che cosa esce. Un cazzo. Ciao Diabolic. Io non dico che sono più bravo degli altri, non dico quello che hai scritto tu, Arturo. Io dico una cosa sola, sono il Santone di Avella. Stop, stop. E non aggiungo altro. Però come vedi sono gli altri che mi vengono a infastidire nella mia live. Non è strana sta cosa per te? Ui, ciao Ulisse, come a posto a posto. Ma tu si chiamava di me. No, ma io se lo voglio fare, già ce l'ho in mente da tanti anni. Già ce l'avevo in mente sta cosa, anche scrivere un libro della mia vita, ma il mazzo di carte sì, probabile che lo farò, ne farò un po'. Sempre Ulisse, sempre. E l'amico Arturo non mi ha risposto più, non mi ha dato la risposta. Ai ai ai, la cosa bella che vi faccio una chiavica, vi faccio una latrina, perché io non tengo proprio niente a che vedere con nessuno. Chiaro, vi faccio sempre una chiavica, una latrina, perché io non temo di nessuno. Non me ne fotto proprio di voi ladri e ciarlatani. Più mi date fastidio e più mi create grande. Poi un'altra cosa, ho lanciato la sfida a tutti i cartomanti di TikTok, sono 3 anni, ancora devo avere risposta da nessuno. Ricordatevelo. Allora, Vinico, che dice Vinico? Tipo mi sono fatto una frittata subito, si sono rotto, devo crescere la gallina per forza. Io ce l'ho le galline. C'era l'ucciullo fresco per poterlo rafforzare mentalmente. Pronto?
Sì, sì, e l'8 e mezzo stava già basso. E ci disse, a voi, 6 già stiamo qua per la montagna. Di 6 e 7 e l'8, 2 ore e mezzo di montagna, bella, mi sono ossigenato. Mi sono, ci vo. Pensate che ci udivo bicchierino 90 anni. Voi me ne venite. E, pe- e pensate che alle 7 stamattina io ho fatto colazione con fichi selvatici, uva selvatici e fichi d'India selvatici. Ho fatto colazione, acqua semplice fontana che sta là di coppa, bello, bello. Sì, sì, ci sono i fontane apposta, l'acquedotto. Ah, e chi è meglio di me? Va bene, va bene. Novità, tutto a posto? Che è successo? Chi vuole mettere la capa in la cascetta, fate attenzione. Muovere via, servono i soldi, serve... perciò, hai capito, no? Ma mi vogliono fare complice per fare cacciare i soldi. Ma anche cane. Ah, sì. Eh. 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 Quindi volete trovare quella là. Eh. Dice, ma perché i soldi mi dai tu? Dice, i soldi mi dai tu? Perché servono a essi i soldi, mo. Chiaro. Mizzica cosa. Mm, mm, mm. No, poi ne viene servono i soldi a essi, troppo spendete, troppo soldi. La donna è astuta, mamma mia. Fino a mo' non ti è interessato di me, mo tu interessa tutta una botta. Tutti una organizzato, salvato. Stiamo tutti a capo.
Mhm.